che renderà partecipi di questo appuntamento pomeridiano di fine settimana interamente dedicato alla moda, alla bellezza e soprattutto all'anticipazione della moda primavera-estate, con un ospite di eccezione che fra qualche istante andrò a presentare. Intanto è opportuno presentare anche i numerosi frequentatori abituali, a coloro che sono arrivati soltanto in questa occasione al centro commerciale del Battente, che ci troviamo nel punto di riferimento più affascinante dell'intero comprensorio, curatissimo dal punto di vista estetico, offre veramente di tutto. Ci sono circa 60 attività commerciali all'interno, tra queste oltre ai vari negozi anche numerosi punti di ristoro, la lavanderia, il parrucchiere, un centro estetico consolario, il fotografo, anche il servizio di chiavi per le copie di chiavi e quant'altro, la tabaccheria, le poste, l'intrattenimento per i più piccini e 2 aree adibite a festeggiamenti di compleanno e ricorrenze. Insomma, Battente non è solo sinonimo di shopping ma anche di svago, e proprio in occasione dei tanti momenti di svago che la direzione spesso e volentieri propone diverse iniziative, diversi eventi. Tra l'altro non so se sono presenti qui fra noi, ma li vorrei davvero conoscere i fortunati vincitori dell'ultimo concorso che si è tenuto qui al Battente, e hanno vinto infatti un fantastico viaggio ai Caraibi, un concorso che si è concluso proprio pochi giorni fa. E poi la presenza continua di testimonial di campagne pubblicitarie che vedono protagonisti personaggi dello spettacolo, celebrità della televisione e della moda, ma anche modelli e modelli alla loro prima esperienza. Infatti quest'oggi nel corso del numerosi momenti di strada si alterneranno modelli e indossatori professionisti assieme a altre ragazze che vengono fuori da agenzie di moda, ad alcuni invece che calcheranno le scene della passerella per la prima volta, e sono tutti coloro che volontariamente hanno compilato un coupon per essere testimonial dei vari negozi del centro commerciale al Battente. Quindi insomma cercate anche voi di distinguere modelli professioniste da coloro che invece sono alla primissima esperienza. Intanto è opportuno presentare da subito colleghi invece di esperienza sotto i riflettori nel mondo dello show business, ne ha collezionato una bella carta. Ed è davvero un piacere presentare l'ospite graditissimo di questo nostro appuntamento, che richiama la moda e la bellezza, e quindi lei, Maddalena Corvaglia. Gente, ciao, buon pomeriggio! Come va? Ma addirittura in costume, ma quanti siete belli! Ciao! Ma sei già preparato proprio perché oggi daremo l'anticipazione della moda primavera-estate. Vieni qua, facciamo una sfilatina noi, dici no, nel senso, voglio guardarli bene. Ecco, ci siamo avvicinati troppo, poi succede questo, noi siamo al nostro posto. Ci teniamo a tenere la distanza per le esigenze chiaramente di acustica, però Maddalena dobbiamo dire che ha accettato di subito di prendere parte in questo nostro appuntamento, proprio perché è consapevole del fatto che qui si sono alternati tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, tanto in tanto eventi che coinvolgono il numeroso pubblico e che li rendono partecipe. Non so se hai avuto modo di sentire dietro le quinte questa novità e se sei riuscita soprattutto a distinguere. Raccontami tutto tu. Allora, nel passeggio ci sono modelle e indossatori già professionisti che sfideranno assieme a persone comuni, persone di strada che hanno compilato un coupon nei giorni scorsi e che vogliono vivere e coronare il sogno di sfilare il passaggio. Ah no, che sono dei clienti del centro? Esattamente. Ok, bella questa cosa interessante. Sicuramente avranno misure di consiglio e di delucidazione, poi magari e se non riusciremo a capire quali sono i loro professionisti, vuol dire che saranno stati bravissimi allora. A proposito, le tue esperienze nel mondo della moda e della pubblicità tante? No, sì, la pubblicità sì. La moda, quando ero piccolina al liceo, mi ricordo mi ero iscritta al concorso di Miss Italia. Però lì tu lo saprai bene funziona, che tipo vinci la provinciale, poi va alle regionali, quando vince. La Puglia, ragazzi, è lunga, quindi per partecipare a tutte le regionali, io sono veramente tipo di Santa Maria di Leuca, dovevo andare a Foggia, mi ricordo tipo a luglio, caldo, in macchina, e quindi in realtà non ho continuato, anche perché poi al liceo ho studiato e basta. Ma sei arrivata in finale al Salso dei Giorni in rappresentanza di un'altra regione d'Italia, vero? No, sì, è vero, non ho mai capito io questa cosa, non so perché quella
faccia di Miss, non lo so come mai, perché sono pugliese di giuro a tutti gli effetti, io sono proprio che loro là dentro. Mi raccomando, amici e amiche, prestate attenzione quando avremo modo di discutere con la nostra Maddalena, perché dopo in una seconda parte faremo domande a voi a vedere se siete preparati, se conoscete un po' la biografia di Maddalena Provali e tutte le esperienze che ha collezionato. Prima di ricordare il passato diamo qualche anticipazione. Certo. Cosa c'è in ballo? In questo momento sono in giro, no, non è il periodo migliore per andare in Grecia, però andrò settimana prossima in Grecia per far conoscere un po' la Grecia. E poi un programma in Italia, si chiamerà SOS Matti, in cui si salvano delle zone dell'Italia. Quindi spero di non venire da queste parti perché non mi pare ci sia nulla da salvare qua, è già tutto bello così. Questa è una zona incontaminata, dopo siamo in tempo e modo e li si teneva insieme. Certo. Possiamo anche dire magari quale sarà il canale? Assolutamente, perché se non guardo sempre solo loro, voglio guardare anche da questa parte, vieni un po' di qua. Mi sposto, certo. Un po' delle spari. Vedi, scusa, poi ignoriamo quindi dicevo il canale è un canale di viaggi, Marco Polo. Bene, esiste. Io devo viaggiare, non penso. Bene, mi raccomando, piattaforma satellitare, faremo anche lancio con le trasmissioni. Prima del treno, fine giugno, però insomma ancora vorrei dire una bugia, prima dell'estate in ogni caso. Bene, allora io direi che possiamo iniziare questo nostro appuntamento con la moda, la bellezza e l'eleganza, non prima però di aver ricordato. Scusa se ti interrompo, io vedo che c'è chi si è proprio immerso in questo pilino, in questo gusto della moda. Guardate il signore ad esempio, guardatelo, vi prego, alza la mano, ecco, alza quella paletta, guardatelo lui, la prego, si faccia avanti, si faccia vedere, è bello lui, è grintoso, dove devi andare oggi? Da nessuna parte, no, mi ha catturato l'attenzione e mi piaceva molto. Ma infatti la scusa è quello di fare shopping, poi alla fine la finalità è quella di trascorrere un pomeriggio in compagnia di tanta gente e soprattutto di usufruire dei tanti servizi che offre il centro commerciale Battente. Primi ringraziamenti doverosi per i parrucchieri di Prima Donna per quanto riguarda le acconciature che hanno lavorato proprio sulle chiome dei nostri modelli e delle nostre modelle, e poi lo staff di Maisan per il make up e per il look. Un ringraziamento quindi va indistintamente a tutti coloro che sfideranno su questa passerella, ragazzi e ragazze, anche numerosissimi bambini che si sono sottoposti proprio a questo vero e proprio casting, e direi che proprio i bambini apriranno questo nostro appuntamento. Sono lì e scalpitano, quindi secondo me i bambini come le donne non vanno mai fatti aspettare. Li chiamiamo? Li chiamiamo in rappresentanza della prima collezione che proporremo, a firma di Dupa Rayomen, propone un mix proludico accentuato nella grafica delle immagini e uno stile raffinato dalle rifiniture marcate. L'orientamento stilistico e la moda è molto presente in tutti gli universi. La magia è forte per un'estate piena di colori in cui i nostri bambini si affermeranno come i grandi. Dunque, come i grandi, che bello come lo dici, vai! sì, quindi